It's Wales who will kick off through Dan Biggar gets his first touch on his 100th appearance. Una difesa notevole, i piazzati di Paolo Garbisi ed Edoardo Padovani e la straordinaria fiammata finale aperta e chiusa dallo stesso Padovani con la sgasata, come si dice in gergo, di Ange Capozzo, estremo classe 99 del Grenoble, grande protagonista del match. Tutto questo e molto altro nella terza storica vittoria dell'Italia in trasferta nel Sei Nazioni, dopo quella in Scozia nel 2007 e nel 2015. Situazioni, momenti ed emozioni nell'incontro che ha visto il successo del team di Crawley per 22-21 con il controsorpasso finale arrivato negli ultimi 2 minuti. Quando è atterrato a meta sotto i pali ha rotto una maledizione che durava ben 7 anni e 36 sconfitte di fila. Edoardo Padovani a 28 anni ha segnato la meta più importante della sua carriera internazionale, quella che consente alla nazionale italiana della palla ovale di restare nel Sei Nazioni respingendo ogni ipotesi di sostituzione degli azzurri. Una vittoria, quella sul Galles, su cui pochi scommettevano ma che ha segnato la svolta. C'è molta Treviso in questa partita storica per l'Italia, a partire proprio da lui, Edoardo Padovani, veneziano di nascita, estremo del Benetton. Adesso così a caldo riesco solo a pensare a tutto quello che abbiamo passato per arrivare a questo momento. Niente, ho pensato a fare meta, quindi è stato incredibile, non ho parole davvero. Assolutamente sì, abbiamo iniziato un percorso con Kiran a Pergine l'anno scorso a giugno, nel quale ci siamo focalizzati sul nostro processo, focalizzarci sul presente. Vivere l'azione e non pensare a quello che verrà dopo o quello che è passato. Vivere l'azione e continuare a creare questa identità per noi. And it means that the Italians have won for the first time since 2015.